Soldera, lei si occupa del periodo prenatale. Quanto è importante questa fase? Mi sono focalizzato su questa tematica. Io sono uno psicologo, uno psicoterapeuta, perché quando la gente mi presentava dei problemi cercavo sempre l'origine di questi problemi, finché mi sono accorto che talvolta questi problemi avevano origine proprio nel periodo della vita prenatale. Un periodo che, se badiamo e guardiamo bene, è il periodo più importante della nostra vita. In che senso è il periodo più importante della vita? Perché dal primo periodo della vita, dal periodo della gestazione, dipende poi tutto quello che ci accadrà in seguito. Quindi se il periodo della vita prenatale è vissuto bene, è vissuto in armonia, in serenità, naturalmente il bambino ne avrà dei grandi vantaggi, ma anche quello che sarà poi l'uomo di domani. Quali sono le problematiche o le difficoltà che con il suo lavoro riscontra in maniera più frequente? Le problematiche più frequenti sono quelle legate, per essere onesti, allo stress della vita, alla situazione di depressione, cioè vale a dire le problematiche sono le più frequenti all'interno della società. Per cui è molto importante invece che in questo periodo, proprio per non influire negativamente sul bambino, si viva una vita serena, tranquilla, possibilmente positiva, se ci possono essere anche delle difficoltà che capitano, ma che però queste vengano supportate, affrontate, casomai anche con l'aiuto e il sostegno delle persone che abbiamo da vicino. Secondo lei la pandemia ha influito o influirà in maniera maggiore sulla gestazione di questo periodo? Qui il discorso si può fare da più parti, perché già la pandemia, come vediamo, sta influendo sulla denatalità, quindi vuol dire che l'approccio alla generatività, cioè la messa al mondo del bambino, avviene già prima. Noi abbiamo già delle ricerche che abbiamo fatto sul periodo della gestazione e sul dopo, il periodo della gestazione dopo la nascita del bambino. È chiaro che l'influenza della pandemia, che porta in sé stress, preoccupazione e ansia, ha influenza anche nella relazione madre-bambino e ha influenza anche nel bambino stesso. E quindi è importante che queste donne che stanno vivendo, queste coppie, queste famiglie che vivono l'esperienza della gravidanza siano messe nelle condizioni migliori, in modo che il bambino non risenta più di tanto di questo periodo che stiamo vivendo. Alle persone che si rivolgono da lei, quali sono i consigli che fornisce o comunque come agisce, come interviene per risolvere le problematiche che riscontra? Intanto ringrazio di questa domanda. Consiglio l'educazione prenatale. Qualcuno dice: non ho mai sentito parlare di questa cosa, ed è vero perché è poco conosciuta. E dagli studi che già negli anni 70 e 80 sono stati fatti sulla vita prenatale, si è visto che il modo di come i genitori vivono, la mamma, come vive la gravidanza, ha un'influenza diretta sul bambino. Cioè è stato ampiamente dimostrato recentemente proprio sugli studi della epigenetica, che è, diciamo così, un settore della genetica, cioè l'ambiente influenza il bambino. Se la mamma vive delle esperienze positive, è chiaro che il bambino riceve delle influenze positive. Perché è importante che la mamma e il papà vivano in armonia, in serenità e anche in ricchezza questo tipo di esperienza? Perché se il bambino non si trova in una situazione di pericolo, in una situazione di stress, utilizza le sue energie per lo sviluppo, per la crescita e quindi, voglio dire, per la sua formazione. In caso contrario si deve difendere, si deve chiudere di fronte a un'esperienza che deve affrontare e deve salvaguardare la sua esistenza, ovviamente.